Ecco, la vostra azienda ha portato avanti questo progetto valorizzazione di specie orticole ai fini nutraceutici. Dopo la prima esperienza, oggi si è arrivati alla conclusione dell'attività agricola. Quali le conclusioni, dottor Vita? Le conclusioni sono veramente molto interessanti e per la prima volta abbiamo coltivato in Europa per fini agroalimentari il konjac, facendo dei mix di farine con risultati veramente molto interessanti che puntano alla nutraceutica, ovvero degli alimenti che migliorano lo stato di salute dell'uomo e che riescono a puntare appunto al benessere. E il fatto che questi risultati li abbiamo ottenuti in Sicilia, nella nostra provincia di Agrigento, nel territorio di Favara, che si è riuscito a mettere in contatto tramite dei centri di ricerca con l'Università di Giacarta ed a portare tutti questi nuovi dati nella nostra provincia, è sicuramente per noi motivo di vanto che ci fa ben sperare per un nuovo orizzonte dell'agroalimentare della nostra zona e con questo noi vogliamo dare anche degli spunti positivi ai ragazzi, alle nuove generazioni che oggi sono presenti al nostro convegno conclusivo, perché questo ci fa capire che la nostra provincia, sicuramente con tante pecche e tante problematiche, può essere anche uno spunto positivo per determinati lavori e il clima e il pedoclima che abbiamo è sicuramente uno di questi. Dottor Vita, dalla fase di sperimentazione si passerà alla fase di commercializzazione? In questa fase ci siamo fermati alla fase di farine, quindi abbiamo capito se questi prodotti possono essere coltivati in Sicilia e la risposta per noi molto importante è che ad oggi si possono coltivare. Il passo successivo sarà provare ad addentrarci nella trasformazione, quindi da questi prodotti coltivati passare poi alla trasformazione in pane, biscotti e tutti gli altri derivati che si possono ottenere. Oggi è la giornata conclusiva in cui conosceremo i risultati definitivi del progetto Valorto, un progetto finanziato all'interno della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 1422, uno dei 16 progetti finanziati e istruiti qua dall'Ispettorato di Agrigento, che assieme a tutti gli altri rappresentano delle vere eccellenze di ricerca, innovazione dal punto di vista agricolo, nutraceutico e commerciale. Diciamo che questo progetto rispetto ad altri si inquadra per una maggiore praticità e una maggiore utilizzazione oltre la fase di ricerca, oltre la fase del supporto pubblico vero e proprio. Facciamo un consuntivo di questo lavoro avviato nel progetto Valorto di cui oggi se ne traggono le conseguenze. Allora, come ho detto nei saluti, praticamente sono importanti questi progetti perché debbono fare il passaggio del sistema dalla produzione primaria alla filiera, per cui dico anche questo progetto che dà origine a delle farine che sono delle farine alternative insieme diciamo, a questo prodotto che è stato importato, il konjac, che quindi ha la possibilità di dare quel valore del glutine con tutte le intolleranze, deve fare passare diciamo, l'attività agricola da singole attività a condizioni di sistema. Per cui il sistema, in questo caso il sistema agroalimentare, che diventa importante anche ai fini della valorizzazione del prodotto. Quindi se tutti i sistemi, diciamo, anche nelle 16.1 che sono stati, diciamo, la maggior parte hanno tutti questo intento, passano nella seconda fase, in questa nuova programmazione eventualmente da singolo prodotto a prodotti di sistema, potrebbe dare un maggiore valore aggiunto. Questo di qua di Vallorto ovviamente è importantissimo perché inserisce all'interno di un sistema diciamo, di valorizzazione di quelle che sono le odierne diciamo, allergie o le odierne sensibilità a tutta una serie di prodotti, per cui diciamo, diventa molto più semplice, molto più complesso a operare anche in questo settore. La valorizzazione di questo prodotto ovviamente diciamo, che dà la possibilità di utilizzare i prodotti senza glutine diciamo, diventa importante per tutti quei sistemi di tolleranza che hanno le nostre realtà. Noi come IEMEST abbiamo trovato insieme ai Fratelli Vita e al partenariato la possibilità di sviluppare, e all'assessorato agricoltura e foreste, una possibilità di sviluppare un progetto di ricerca che ci ha impegnati nell'introduzione del konjac, che abbiamo coltivato insieme alla zucca invernale e alla patata dolce, per cercare di trovare nuovi stimoli, nuove possibilità per l'orticoltura siciliana, portando a frutto una serie di risultati in cui l'efficienza d'uso d'acqua è stata la più importante, ma anche la possibilità di realizzare mix di farine per differenti finalità.
dalle prestazioni atletiche alla salute gastrointestinale. Abbiamo la possibilità di offrire dei prodotti nuovi, facendo capire che sia importante non solo produrre in campo, ma anche pensare ai bisogni del consumatore, che è sempre più evoluto e cerca nel cibo non solo gusto, ma anche la possibilità di sviluppare una vita lunga e salutare. Lei ha seguito il progetto Valorto, oggi si traggono le conclusioni. Sì, oggi è un grande giorno perché noi mettiamo a frutto quelle che sono state quasi 3 anni di duro lavoro che ha visto coinvolti in maniera diversificata e multisettoriale professionalità come gli agronomi, come i patologi in questo caso, come tutti quelli che hanno avuto parte rilevante in questo progetto. Necessario è stato portare le conoscenze adeguate di questi 3 frutti, di cui 2 ne conosciamo abbastanza bene, la patata dolce e la zucca d'inverno, e l'introduzione di questo nuovo tubero, il konjac, che già in Asia è molto utilizzato, ma che sicuramente qui in Sicilia e in Italia ancora non era stato utilizzato per nessun tipo di coltivazione. Quindi penso che il progetto Valorto abbia portato la possibilità di poter utilizzare specie diverse che crescono in contesti, in emisferi diversi anche nel nostro suolo siciliano. Io ho avuto il compito di vedere quali erano le caratteristiche nutrizionali delle farine tratte da questi 3 frutti che abbiamo studiato, e quello che abbiamo messo in evidenza è che queste farine sono un elemento essenziale di quello che sarà il nuovo stile di vita, il nuovo modo di mangiare, la nuova palabilità che possiamo assurgere da farine completamente differenti che vengono mischiate e vengono inserite in contesti nutrizionali completamente differenti. Il progetto Valorto è stato uno dei progetti che il nostro istituto ha sviluppato in collaborazione con quelli che sono la parte operativa delle attività di ricerca, e quindi gli agronomi in questo caso, le imprese agricole più nel dettaglio, e questo ha potuto creare una sinergia tra quella che è la ricerca e quelle che sono le attività operative. Figuratevi che a questo progetto hanno partecipato il direttore del nostro dipartimento che si occupa di agricoltura e una nostra ricercatrice che è la professoressa Sonevasto, e tutte e 2 hanno contribuito insieme alle aziende a creare quei cambi sperimentali, quelle lavorazioni, quelle culture. L'istituto li ha supportati con la possibilità di creare una rete, quindi abbiamo potuto creare degli accordi con delle aziende indonesiane che si occupano in quel settore per trasferire quel know-how che noi non possedevamo, ma perché è un know-how che è caratteristico di quei territori. Quindi l'istituto in questo vede molto la possibilità di sviluppare nel futuro ulteriori collaborazioni che si potranno concretizzare con i progetti di filiera, si potranno concretizzare con quelle che sono il nuovo PSR in via di attuazione, e quindi poter dare un contributo al nostro territorio. È importante questo per noi, perché noi come istituto di ricerca ci poniamo tra quelli che sono gli utilizzatori e quello che è la ricerca. Il nostro istituto è a Palermo, in via Miraglia, potete venirlo a visitare anche per avere un'idea di quello che facciamo. Lavoriamo in diversi ambiti, tra cui anche quello dell'agricoltura, ma anche nell'ambito delle tecnologie più evolute, e questo sicuramente può dare un valore aggiunto. Oggi anche il suo contributo a questo progetto Valorto, valorizzazione di specie orticole fini nutraceutiche. Ecco, il progetto conclusivo, quali le conclusioni, qual è stato anche il vostro apporto, Presidente? È una giornata importante, oggi arriviamo proprio alla conclusione di un progetto che dura da diversi anni, che ha comportato chiaramente un grande sacrificio di ricerca, di innovazione, soprattutto in un mondo dell'agricoltura che necessita di avere nuove prospettive. L'azienda Vita si è distinta in questo ambito di cooperazione verso l'innovazione con una curiosità verso questi nuovi prodotti che sono diventati realtà per avere una nuova linea di prodotto come materia prima, per arrivare poi a un prodotto finale che possa avere un campo di applicazione completamente nuovo, sia dal punto
punto di vista nutraceutico, che diciamo di un nuovo apporto verso un sistema in cui l'agricoltura deve necessariamente innovarsi verso nuovi prodotti per via del cambiamento climatico, per via di una maggiore tutela di quello che è il suolo, vivendo un rapporto anche salutare nei confronti di una nuova alimentazione che si trova una valida alternativa per problematiche per esempio legate al glutine o al diabete. Quindi proviamo a vivere questa innovazione verso un nuovo modo di approcciarci verso l'agroalimentare che possa essere anche da sprono per il nostro territorio e per una nuova forma industriale che riguarda appunto questi nuovi prodotti.